L'allarme è scattato intorno alle 2 di sabato notte quando il custode della Basilica Palladiana ha fatto squillare il 113. Era appena caduta a terra la stele di corona di alloro in ghisa posta in memoria dei caduti del 1848, posta alla base della Torre Bissara in Piazza dei Signori. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna. Sul posto è intervenuta la volante che in mattinata ha consegnato la stele di corona al comune. Immediatamente avvisato dell'accaduto anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che si è recato in sopralluogo in Piazza dei Signori. I cardini sono arrugginiti e la stele è molto pesante, ha commentato il primo cittadino. Potrebbe quindi essersi trattato di un distacco accidentale, anche se non è escluso un atto vandalico, visto che prima dell'altra notte non c'erano stati segnali di cedimento. Per capire cosa sia accaduto si stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della piazza. Nel frattempo, il comune ha già dato incarico ai tecnici di MCPS di riposizionare la stele. Nessun danno è stato registrato invece né alla struttura né agli elementi che la rivestono.